Hanno deciso di festeggiare in Piazza dei Signori questa mattina sia il segretario nazionale della Liga Veneta Tony Darè che quello provinciale Dimitri Coin. Hanno festeggiato all'ombra del Palazzo dei 300 con una chiara indicazione politica. Il segnale politico è quello che si sta facendo in provincia di Treviso, dall'immigrazione a tutte queste cose, i cittadini non lo stanno recependo bene. E il segretario indica in particolare il caso Derzo, con gli immigrati imposti ad un'amministrazione comunale debole, mentre nei comuni guidati dalla Lega il muro sull'accoglienza evidentemente è stato premiato dai cittadini. Altra lettura politica riguarda il calo degli elettori. C'è il tentativo di disabituare i cittadini ad andare a votare, il fatto di fissare una consultazione il giorno del ponte di giugno, il primo ponte estivo, è la riprova di tutto questo. Il segretario nazionale della Liga si spinge più in là, guardando ad un successo complessivo in tutto il Veneto. È una grande soddisfazione anche per Cittadella, ma ricordo che siamo al ballottaggio anche a Bovolone e siamo a ballottaggio anche su altri tanti comuni dove la Lega è comunque una partner molto importante. Lega rafforzata pronta a combattere contro la riforma costituzionale. La mia famiglia è stata una di quelle che a piccoli passi ha fatto la Costituzione. Cambiare questa Costituzione per fare un uomo solo al comando non va bene. Da oggi inizia la corsa per il ballottaggio con la Lega che riporterà Salvini a Oderzo e davanti all'ex Zanusso. Poi in autunno toccherà la presidenza della provincia del dopo Muraro, guardando già a Treviso 2018. Ecco il perché del brindisi di oggi, non a caso la Loggia dei 300, quasi un guanto di sfida già lanciato al PD e al sindaco Manildo.